Pochi giorni dalla morte di un operaio a Fincantieri, un 21enne di Chioggia, Marco Salvagno, ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere di Venezia. Dei vetri gli hanno reciso l'arteria femorale. Grave incidente in tarda mattinata a San Stino di Livenza. Un bambino è stato investito da un furgone davanti ai genitori e ricoverato all'ospedale di Padova. Nel giorno in cui l'autonomia è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il numero 1 di Forza Italia lancia l'affondo, proporrà una commissione per verificare mese per mese l'andamento della riforma e sulle regionali ribadisce il nostro candidato Tosi. Non solo Tajani ma anche il ministro Lollobrigida a Venezia per il villaggio di Coldiretti. Dal mondo dell'agricoltura l'appello per difendere il Made in Italy e attrezzarsi contro i cambiamenti climatici. Le ultime ore di Giulia Cecchettin in 52 foto scattate da Filippo Turetta il giorno dell'omicidio. Nei messaggi audio della ragazza timori sempre più forti per l'ossessione del suo killer. La polizia locale è riuscita a rintracciare e denunciare per maltrattamenti il tunisino che aveva preso violentemente a calci il suo cane, un cucciolo di pitbull, in un parco a Campalto. Il panettiere di Milano Enrico Basso ha deciso a 82 anni e dopo ben 70 di attività di chiudere il suo negozio. Ora è tempo di riposare. Il racconto di una vita tra bancone e forno. Buonasera, bentrovati, bentrovate, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con la cronaca nera, in questo caso a perdere la vita in un cantiere di Venezia un 21enne di Chioggia. Allora Fiori, mi piace tutto, la spiaggia, l'acqua, il panorama, ma se mi avevo sotto quella mano. Cioè, non che so sabiono, che se caparosso, i bibarassi, gransi. Marco Salvagno era così. Simpatico, burlone, ironico, col suo inconfondibile accento chioggiotto. Amava le cose semplici e il suo mare, la sua Chioggia, come si evince anche nei suoi video social. In molti gli volevano bene e oggi lo piangono. Marco ha perso la vita a 21 anni mentre lavorava venerdì pomeriggio nel cantiere della ditta Boscolo Bielo lungo Rio della Scomenzera a Venezia. Stava cercando di aprire una porta a vetri spostando del materiale in un magazzino. L'avrebbe colpita con una gamba mandandola in frantumi e procurandosi la ferita mortale. Il vetro gli ha reciso l'arteria femorale. I colleghi l'hanno trovato in un lago di sangue, già in shock emorragico, e nonostante i soccorsi tempestivi e la corsa disperata all'ospedale di Venezia, Marco non ce l'ha fatta. Sull'accaduto sta indagando lo Spisal per accertare l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità. Senza parole il titolare dell'azienda, Ivano Boscolo Bielo, presidente anche della squadra di calcio clodiense, che scrive in una nota: il ragazzo era all'interno del magazzino per motivi ignoti, ha dato un calcio a una porta a vetri causandosi la ferita fatale. Sono senza parole per questa tragedia tanto devastante quanto inspiegabile, ha concluso. Marco è cresciuto con il nonno Angelo e da quando era bambino ha frequentato l'oratorio dei Salesiani. Poi ha iniziato a lavorare, gli piaceva, raccontano alcuni amici, ciò che faceva. Gioviale, sorridente, insomma, poi sì, era un buon ragazzo affezionato all'ambiente nostro, ecco, perché comunque ha vissuto qui fin da bambino, ecco. Aveva tante passioni, il calcio, il mare, le scorribande in barca con gli amici. Un amante del calcio, infatti frequentava anche lo stadio Ballarin, era presente anche alla festa della promozione in Serie C, insomma, amante della vita e dello sport, insomma. Un'altra vittima nel giro di poco tempo per la città di Chioggia. C'è stato un periodo bruttissimo, se vi ricordate, con il rogo, l'incidente stradale. Sembra una città veramente che sta subendo, diciamo, duri colpi, insomma, ecco, di perdite importanti, insomma, per la collettività. E un'altra vittima nell'azienda di Boscolo Bielo. 6 anni fa, infatti, un 13enne aveva perso la vita schiacciato da un muletto dopo essersi introdotto abusivamente nel piazzale della ditta. Ancora sconosciuta la data del funerale di Marco, che potrebbe svolgersi entro i primi giorni della prossima settimana. Grave incidente in tarda mattinata a San Stino di Livenza. È stato investito un bambino di 9 anni davanti ai genitori. Sembra che stesse attraversando la strada quando è stato colpito alla testa da uno specchietto di un furgone. Sul posto i sanitari del SUEM 118 e l'elisoccorso che ha trasportato il bambino in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Passiamo alla politica. Una commissione per verificare l'andamento della legge sull'autonomia e correggerne eventuali storture. L'affondo di Tajani alla legge sull'autonomia. In Consiglio nazionale del giorno 8 presenterò questa proposta per dar vita
ad un gruppo di lavoro per verificare mese per mese come procede l'applicazione dell'autonomia, a partire dai LEP, quindi se ci sono delle storture noi faremo in modo che le storture vengano eliminate. Nel giorno in cui con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'autonomia diventa legge dello Stato, il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sbarca a Venezia ribadendo la volontà di formare un osservatorio nazionale per evitare eventuali storture nell'attuazione della riforma. Leader di Forza Italia, Tajani deve fronteggiare sul tema più di un malumore all'interno del suo partito. Senza la definizione dei LEP e i soldi per finanziarli e la linea, non potranno partire i negoziati tra Stato e Regioni. Da oggi c'è anche il ministro Tajani che ha lanciato il progetto di un osservatorio sull'autonomia. Hai avuto modo di chiedergli di che cosa si tratta? No, ma penso che tutto sia utile purché si parli di autonomia e peraltro la legge prevede oltretutto anche i tagliandi, nel senso che l'autonomia la deve avere chi la chiede e poi la deve mantenere chi se la merita. Zaia lascia il convegno della Coldiretti all'Arsenale di Venezia prima dell'arrivo di Tajani. Eventuali chiarimenti sono rimandati ad altra sede. Lei sostanzialmente è il prossimo assessore al lavoro qui della regione. No, assolutamente, sarà il presidente Zaia insieme al partito di Fratelli d'Italia, quindi Giorgia Meloni in primis e il coordinatore Luca De Carlo, che decideranno chi sarà il prossimo assessore in quota Fratelli d'Italia. E comunque nel caso è pronto. Come tutti gli uomini di Fratelli d'Italia noi siamo sempre pronti. Luca Spavanetto di Jesolo è subentrato in consiglio regionale al mestrino Raffaele Speranzon dopo la sua elezione in Parlamento e oggi è tra gli esponenti più quotati di Fratelli d'Italia a sostituire Elena Donazzanna all'assessorato al lavoro. Ma il centrodestra veneto in realtà sta già guardando al dopo Zaia, al candidato presidente per le prossime regionali. Ogni forza politica metterà sul tavolo delle discussioni i nomi che ritiene vincenti e poi si troverà un accordo possibile. Noi i nomi li faremo, non è che nascondo quello che ho detto. Uno dei nomi che sarà Flavio Tosi. Il messaggio di Tajani agli alleati appare chiaro. Mentre Lega e Fratelli d'Italia polemizzano, Forza Italia è al momento l'unico partito del centrodestra ad avere un candidato certo e spendibile per la presidenza della regione. Non è una corsa a vincere il candidato. Poi vincere il candidato e perdere le elezioni non mi pare una grande speculazione. È meglio magari rinunciare al candidato e vincere le elezioni. E al villaggio Coldiretti esponenti politici del mondo dell'agricoltura si sono confrontati sul futuro del settore. Siamo riusciti a vincere molte battaglie, tra le quali quella di avere il sostegno della grandissima parte delle nazioni europee sul principio dei rischi connessi alle produzioni di carne sintetica, di carne coltivata e anche altre scelte. All'Arsenale di Venezia, nei giorni in cui in riva degli Schiavoni è allestito il villaggio degli agricoltori, ci si confronta a livello nazionale e locale sulle prospettive di un settore in piena salute che deve però affrontare più di un problema. Il Made in Italy è sotto attacco ormai da qualche anno rispetto a una volontà delle grandi multinazionali di avere delle diete indistinte, del fare prodotti ultraprocessati che nulla hanno a che fare con la nostra storia. I pericoli dell'agricoltura sono legati soprattutto al tema del cambiamento climatico. Ecco, questo ci porta a dover investire molto in termini di ricerca e di innovazione. La vera sfida da qua in avanti sarà anche affrontare quello che purtroppo è una demografia che anche nella nostra regione sarà impietosa e sulla quale l'agricoltura è chiamata anche a svolgere non solo un ruolo di presenza sul territorio ma anche di custodia dello stesso. Se non risolti, i problemi del settore rischiano di diventare quelli del paese, perché in ballo c'è un comparto di importanza vitale per l'economia nazionale e del Veneto. Il nostro comparto conta 64 miliardi di euro di esportazione dell'agroalimentare e tra le altre cose è un comparto che rispetto al 2019 è cresciuto sul 2023 del 40% e oggi 2024 rispetto al 2023 sta crescendo ancora di 7 punti percentuali. C'è poi un altro tema politico che inevitabilmente arriva per il ministro Lollobrigida, esponente di punta di Fratelli d'Italia, e sono i rigurgiti fascisti se non nazisti e antisemiti affiorati in alcuni esponenti del movimento giovanile del partito. Non è questione della singola polemica, è tutta una polemica. Noi pensiamo che una democrazia compiuta metta a confronto idee, programmi, soluzioni. Altri invece preferiscono magari trovare il modo di tornare, come hanno fatto spesso, al governo senza il consenso degli italiani. Questo è già successo e non si ripeterà. Cambiamo decisamente argomento. Le ultime ore di Giulia Cecchettini in 52 foto scattate da Filippo Turetta.
Giulia mentre prova un cappottino a quadretti, Giulia assorta sulle scale mobili, Giulia al tavolo del fast food. Le ultime ore di Giulia Cecchettin in 52 scatti compulsivi fatti dal suo killer Filippo Turetta, che in maniera quasi avida di particolari immortala il pomeriggio dell'11 novembre trascorso al centro commerciale Nave de Vero a Marghera. Le foto sono state divulgate dalla trasmissione Pomeriggio 5 News di Mediaset in onda su Canale 5. Le foto sono state estrapolate dal cellulare del 22enne di Torreglia, che è in carcere a Verona per l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà della giovane laureanda di ingegneria. Mentre Filippo è sempre sorridente, quasi un ghigno ostentato il suo, Giulia ha un volto più pacato, forse stanco per quegli ultimi giorni di studio prima della laurea, o semplicemente forse stanca per quelle foto continue, ma di sicuro ignara del tragico destino che si stava per consumare. Sono le sue ultime ore, si vede la prova di alcuni vestiti, il cellulare in mano, forse per mandare l'ultimo SMS alla sorella Elena. Si vede una ragazza che aveva tutta una vita davanti, una dolcezza infinita, strappata da un suo coetaneo che per giorni forse aveva studiato come immobilizzarla e che poi l'ha uccisa barbaramente e gettata in un canalone, dandosi poi alla fuga. Oltre alle foto, per ricostruire gli ultimi giorni di Giulia ci sono anche gli audio dei messaggi che la giovane aveva mandato di recente a Filippo Turetta. È un meccanismo di controllo malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, sei uno psicopatico. Le trascrizioni sono state rese note dalla trasmissione Quarto Grado su Rete 4. Nelle parole di Giulia, la paura per gli atteggiamenti del suo ex. Non ti rendi conto, mi controlli continuamente, mi controlli. Un paio di volte ti sei fatto trovare dove ero io senza che te lo dicessi. Guardi, ciò che faccio, ci sono cose che voglio tenermi per me perché mi spaventa quello che potresti fare. Parole che dopo quanto è accaduto sembrano una premonizione. La polizia locale è riuscita a rintracciare e denunciare per maltrattamenti il tunisino che sul ponticello tra Villaggio Laguna e il Parco Chiarin aveva preso violentemente a calci il suo cane, un cucciolo di pitbull. La scena, ripresa da alcuni passanti che poi hanno diffuso il video sui social e consegnato alle forze dell'ordine, che hanno rintracciato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo. Ora il pitbull è salvo e ha un nuovo nome da Tyson a Free, ovvero libero. Mamme in piazza per chiedere un miglioramento dell'assistenza pediatrica. La morte che lascia sgomenti di Mattia ed Elettra, 2 bambini in tenera età, non deve essere un sacrificio vano. Dopo la manifestazione dei giorni scorsi che ha coinvolto 1 migliaio di persone in piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia, la petizione lanciata da un gruppo di mamme e genitori ben determinati ha già superato quota 3.000 firme. In particolare nella petizione si chiede un potenziamento dei servizi pediatrici al Lido di Venezia, con un pediatra almeno presente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la presenza del soccorso, soprattutto d'estate di base al Lido quando la popolazione aumenta, e in generale un potenziamento del punto di primo intervento o l'apertura di un nuovo pronto soccorso per le urgenze ed emergenze. Francesca Cracolici è la coordinatrice delle mamme in prima linea. Oggi siamo qui per far vedere che esistiamo, siamo tanti e vogliamo essere ascoltati. La morte di questi 2 bambini deve trovare un senso. Loro ci hanno dato la spinta per essere tutti qui uniti. I genitori di questi bambini hanno mostrato una grande forza e la ferma volontà di non rendere vana la loro scomparsa. Nulla potrà restituirli ai loro genitori e a tutte le persone che gli volevano bene, ma potranno essere la nostra motivazione a migliorare un servizio imprescindibile ed evitare ad altri la loro stessa sorte. Venezia deroga in tutto, lo si faccia anche per la sanità, chiedono a gran voce le mamme. I 2 protagonisti oggi quindi sono Elettra e Mattia, le nostre 2 stelline marine che in questi giorni e nei giorni a venire ci indicheranno la strada per muoverci tutti insieme nella stessa direzione e liberarci dalla rete. Un'opera d'arte in occasione del 30ennale del Centro Antiviolenza di Mestre. 30 anni fa, il 20 ottobre 1994, a Venezia è nato il primo centro antiviolenza pubblico in Italia.
Il capoluogo veneto ha fatto da apripista, divenendo il modello che il paese avrebbe seguito. E proprio per celebrare i 3 decenni di attività del centro è stata installata nel parco di Villa Franchina a Mestre un'opera speciale, una via ideale che indica la direzione ancora troppo necessaria e urgente da seguire. Via dalla violenza sempre. È complicato pensare di realizzare opere su temi così sensibili e spesso non ci si sente nemmeno troppo all'altezza di farlo, però è un impegno che ho deciso di accettare, un invito a riconoscere la violenza e a fuggire dalla violenza e a denunciare. Il primo passo fondamentale per uscire da situazioni che in troppi casi si sono trasformate in tragedia. Vogliamo dire alle nostre donne che dalla violenza si può uscire, che non devono sentirsi sole e che ai primi segnali devono andare via da questi uomini violenti e che le rendono la vita infernale. È un messaggio che noi vogliamo che arrivi a tutte le donne di questo territorio, a tutte le donne del mondo. La violenza è una piaga terribile e ricominciamo dai nostri giovani attraverso l'educazione al rispetto, l'educazione all'affettività, affinché famiglie, scuole, istituzioni e società civile uniscano le forze e si ponga fine a questa piaga. Il centro antiviolenza ha aperto negli anni altri 2 sportelli territoriali a Lido e a Cannareggio per essere più vicino alle donne in ogni parte della città, oltre a 3 case rifugio. Non solo. Abbiamo sviluppato moltissimo anche altre aree di intervento, per esempio le sensibilizzazioni all'interno delle scuole. Nel 2023 siamo entrati in contatto con 1441 ragazze e ragazzi, studenti delle scuole superiori, soprattutto delle terze, delle quarte e delle quinte. Al via grandi investimenti per la manutenzione delle navi traghetto della flotta CTV. È il momento delle manutenzioni programmate dei grandi lavori per la flotta del gruppo AVM a CTV. A Venezia, nel trasporto pubblico locale di navigazione lagunare in linea 17, nel collegamento via ferribotto tra il Lido e il Tronchetto, sono in programma interventi importanti, 50 milioni di euro di nuovi investimenti. Li illustra l'assessore comunale al bilancio e alle società partecipate Michele Zuin. Novità per i ferribot che trasportano le auto dal Tronchetto al Lido, la linea 17, tra poco ad autunno tornerà in funzione il Marco Polo 1, sono state tolte le rampe che creavano difficoltà alle macchine grandi per appunto salirci e per cui si recuperano tra i 10 e i 12 posti e viene rimesso in funzione dopo una grossa manutenzione che viene fatta obbligatoriamente ogni tot di anni e nel 2025 arriveranno invece 2 nuovi ferribot grandi come il Lido di Venezia da 600 tonnellate di stazza e portano circa 86 macchine ciascuno e sono grandi appunto come il Lido di Venezia. Nel 2026 arriverà l'ammiraglia da 800 tonnellate che arriva quasi a 100 macchine per il trasporto, quindi un grossissimo investimento, oltre 50 milioni di euro investiti in ferribot per il trasporto pubblico locale. Il Lido e Pellestrina finalmente non avranno più problemi. La nave traghetto attualmente più capiente è quella che porta il nome Lido di Venezia, ma poi nel 2025 arriveranno invece 2 nuovi ferribot grandi come il Lido di Venezia da 600 tonnellate di stazza e portano circa 86 macchine ciascuno e sono grandi appunto come il Lido di Venezia. Nel 2026 arriverà l'ammiraglia da 800 tonnellate che arriva quasi a 100 macchine per il trasporto, quindi un grossissimo investimento, oltre 50 milioni di euro investiti in ferribot per il trasporto pubblico locale. Il Lido e Pellestrina finalmente non avranno più problemi. Storia di Enrico Basso, panettiere che dopo 70 anni di attività ha deciso di chiudere il suo negozio. Me l'ha data il sindaco stamattina, dopo 70 anni di lavoro me la sono meritata, si vede, capito? Guarda. Enrico Basso ha dedicato ben 70 anni alla sua passione, la panificazione. Il profumo del pane appena sfornato ha cominciato a odorarlo quando aveva appena 12 anni. Dopo tanta esperienza ed aver compiuto 82 anni, il signor Basso ha deciso di chiudere le porte del suo laboratorio e negozio a Zianigo di Milano. Una decisione sofferta per un uomo che ha amato molto il suo lavoro. Mi sembra andare in ferie, non sono convinto. Fin da piccolo
lavoro, Enrico si alzava ogni notte per impastare, cuocere e servire il pane fresco. Tanti suoi clienti cosa le dicono, sapendo di questa imminente chiusura? Veramente, per essere sincero, tanti si sono arrabbiati, ma veramente, ma come chiudi? Dovevo stare qua ancora fino a che Cristo mi chiamava. Nel laboratorio le sue mani esperte modellavano la farina, trasformandola in pagnotte fragranti e croccanti. La soddisfazione vedere della farina è il risultato del pane. Non senti neanche la fatica. Farina bianca, vedi che croccante, vedi che bello, e sa, senti che profumo che sa. Enrico era anche un maestro nell'arte di creare dolci tradizionali, torte e biscotti e le focacce. Venivano da Chioggia, da Verona, facevano un viaggio per 3 o 4, 10 famiglie, ne prendevano 30, 50, 20, dipende. I tempi stanno cambiando, il pane non è più amato come una volta, ci dice con un velo di tristezza. Vanno ai supermercati, si prendono quello che vedono, non apprezzano il pane. Si perde anche questa tradizione. Ma naturalmente dopo i supermercati hanno rovinato tutto. Arriva pane dalla Romania, dall'Ungheria. Pane surgelato con farine e lieviti di scarsa qualità. Questo qua, vedi, lo puoi mangiare anche dopo 3-4 giorni. Ci vuole tempo per far pane. Io faccio ancora lieviti di 70 ore, di 50 ore. Pane buono che dura anche giorni, ci si augura che un nuovo acquirente possa comprare l'attività che Enrico ha seguito con tanta dedizione. I figli Andrea e Stefano, diventati pasticceri grazie al padre, hanno aperto altre attività a Zianigo e Mirano. È stata una decisione non facile. Comunque speriamo nel futuro trovare qualcuno che si prenda. Siamo in trattative però. Lei però non è ancora stanco di lavorare? Non sono convinto di essere stanco. L'eredità di Enrico Basso rimarrà viva nei ricordi dei clienti e nella tradizione che ha contribuito a preservare grazie anche al sostegno della moglie Daniela. Saluti a tutti quanti, anche di Antena 3. Ciao, arrivederci. Auguri a tutti. Ciao, ciao. Per questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.